Quarta corsa e seconda batteria del Vincenzo Gasparetto, ricordo i primi quattro in finale. Lo schieramento: 1 Quincy Frontline, 2 Vampiria G-Font, 3 Elegance LF, 4 Tempest Treb, 5 Stargriff Italia, 6 1 del Duomo. In seconda linea 7 Tesso Bisonic, 8 Vernissage Griff. Favori per Vernissage Griff, Jenny Riccio, numero 8 dello schieramento. Alternativa principale Stargriff Italia. Numero 5 Macchina che accelera. In partenza la velocità di Stargriff Italia, che cerca di sopravanzare Tempest Treb. Lo fa in breve per scivolare al comando davanti a Vampiri e G-Font, che rientra agli avversari e rimane in seconda posizione davanti a The Elegance LF. Quindi Tempest Treb che si accoda, mentre più indietro c'è Vernissage Griff, all'esterno 1 del Duomo, mentre è rimasto subito out Quincy Frontline. Intanto 14,3 per i primi 200 di gara, continua a guidare Stargriff Italia al completamento del quarto in 29,4. Seconda posizione per Vampiri e G-Font avanti a dell'Elegance LF. Per corsie esterne si impegna 1 del Duomo, Vernissage in schiena, seguito da Tessa Obisonic, in coda alla retroguardia Tempest Treb, 644,7. Passaggio davanti alle tribune, non cambia nulla tatticamente perché 1 del Duomo si limita a rimanere a centrogruppo, ora progredisce gradualmente, ha sempre in schiena Vernissage Griff che a sua volta si trascina Tessa Obisonic. Intanto 59,8 per gli 800, frazione di comodo per Stargriff Italia. Al suo esterno ora è arrivato 1 del Duomo che ha superato parzialmente Vampiri e G-Font, mentre Vernissage Griff accenna a spostare in terza ruota quando il primo chilometro se ne va in 1,14,9. Cavalli ora a poco più di 500 dalla conclusione, allunga però Stargriff Italia, rimane a contatto 1 del Duomo, così come la corda Vampiri e G-Font, a largo Vernissage Griff che non apre ancora e rimane in scia a 1 del Duomo. Più indietro Tessa Obisonic costretta a subire lo schema, mentre in terza posizione lungo la corda è Elegance LF, completamento della curva finale, ingresso in addirittura con Stargriff Italia che cerca l'allungo decisivo. Generosamente ancora 1 del Duomo, poi lungo la corda Vampiria, centropista Vernissage Griff, ultime battute con Stargriff che si difende, insiste però ancora 1 del Duomo, poi Vernissage, ma è 1 che vince, 1 del Duomo su Vernissage Griff e Stargriff Italia, 1,13 il ragguaglio finale e prova decisamente sopra le righe per 1 del Duomo che Antonio Greppi porta a una vittoria dopo intero percorso scoperto a lato di Stargriff Italia nel giro conclusivo per vincere controllando il serrato di Vernissage Griff che arriva a ridosso ma è soltanto secondo, piegando a sua volta Stargriff Italia, mentre per il terzo dovrebbe essere forse Elegance LF su Vampiri e G-Font, ma ci sarà probabilmente foto sia per il primo che per il quarto posto, anche se la nostra impressione è che 1 del Duomo sia transitato primo sul traguardo. Assegno dunque Antonio Greppi la quota di 14,14 al totalizzatore. Il training di Francesco Alessandrini. Andiamo a rivedere le battute conclusive, ci sarà probabilmente fotografia, ma l'impressione è che 1 del Duomo si salvi da Vernissage Griff.